Vado a cavallo, sabato vado il bello piatto di servizio, da già fatto, vado. Favorito, copervo consolato. Zia Teresa, buongiorno. Uè, Salvatore! Come va? Come va? Bene, Siamo bene. Cornelli, come sempre. Sì, sempre. E poi sapere che sto facendo. Siamo puliti. Allora, non penso che tutta la stagione non faccio potuto mangiare. E perché? Perché è un po' più pesante. Ah, qualcosa di più invernale. Sì. Ma approfittando che è cambiato il tempo, ho detto mangiare fare un bello riservizio. Riso e verza, quindi. Riservizio. Ma ci ho facendo. Abbiamo messo una pentola con olio extravergine d'oliva. Che ho preparato pure la tracchiolella, e poi che cudonello. Ah, Ma la già fa modo mio. Perché ci fate la chiulella e vi servizio? Sì. Mamma mia, bellissima. Bene, è bello pesante. La chiulella. È una bella cudonella. Questa è la tracchia di maiale, giusto? Sì. La cosica del prosciutto, immagino. E olio con uno spicchio d'aglio. Lo spicchio d'aglio. Ok. Ecco qua. Adesso Ecco qua il verzo. sciocchiamo la verza. Ecco qua. Tutto l'acqua corrente. E ma ci mettiamo a fare. Una bella tracchiolella Tracchia nell'olio. e una bella cudonella. Ah. Cioè, ci aspettate che si cagna così. Perché è un po' più pesante come ricetta. Sì. Se ma che vogliamo fare? Cosa più pesante alla fine su quella più lo buona? so. Però la verza è una verdura, cos'è? Sì. Non è un po' ingrassato. No. Ah, vedi? Ma che devi mettere in sì? Alziamo Ecco qua. l'aglio. Eh sì, perché dopo ci mangiamo. Chiappiamo in mezza verza, E chiappa. ci mangiamo in Ecco qua, verza in padella. Verza in pentola, ecco qua. Mo sa da ammorbidire. Cosa da musciare? Tu mi papà gra, va a musciare. Acqua in pentola per la cottura, ecco qua. E aspettiamo. Aspettiamo che si fa. Coperchio e lasciamo cuocere così. Sì, che mo si ammuscia. S'ammusci, deve. Ammuscia. Aspettiamo che si fa, perché o vizio non mi dire sangue. Fate vedere se la verza è pronta. Ecco, guarda. Ecco qua. Quando mi pure di sai e ti faccio mangiare. Stesso in pentola così. Sì. Come si fa con maci di fagioli. No, mamma fatti sempre. Ecco qua, una mirisa quantità. Riso in pentola. Ecco qua. E poi aspettiamo 20 minuti che si cuoce il riso. 20 minuti. Sì, ora ci mettiamo un po' di sale. Manca il sale? Sì. Mettiamo Sale il sale in pentola. e aspettiamo che si cuocino i risi. Facciamo cuocere così. Sì, Una 15-20 minuti. 15-20 minuti. Siete verza e il riso pronto? Ecco qua. I mozzarella e formaggio, tutte cose di completo, guarda. Formaggio e mozzarella e formaggio. Questo è mozzarella e formaggio. Tutte a scozze di formaggio fatte a Ah, mozzarella. scorze e formaggi, pezzettini di buccia di formaggio. Ecco qua, giriamo tutto. E mo non Il riso e mangiare. verza pronto? Prontissimo. Vediamo. Allora. Andiamo ad impiattare. Guarda qua, vado bella tracchiolella, guarda. Ah, ma pure avevo piezze della chiurella, ma visto. Hai visto? Ecco qua. Ecco qua. Cosa manca? Pepe. Pepe. Ecco qua. Andiamo all'assaggio? Ok. Vado a cavallo, sabato vado il bello piatto di servizio, da già fatto, guarda. Verza e riso. Bello, troppo bello, guarda. Favorito, copervo consolato.